Il 13 per noi è una data molto importante, il mese di settembre è una data importante perché è la ripresa e cominciamo sempre con il premio Mestre di pittura. Il giorno 13 alle ore 18 qui avremo nell'auditorium la vernice della mostra dei 60 finalisti e poi voi sapete tutto quanto l'iter com'è, chi vuol far parte della giuria popolare, ormai siete degli esperti. Anche quest'anno abbiamo avuto una bella soddisfazione perché hanno partecipato circa 650 pittori, quindi abbiamo una rassegna molto molto interessante. I 60 finalisti, poi nell'arco dell'anno faremo ulteriori manifestazioni a favore degli altri che si sono qualificati meritevoli ma non finalisti, perché purtroppo al Candiani noi possiamo esporre solo 60 quadri e sarebbero da esporne almeno 300 rispetto alla qualità delle opere. Il giorno 15, come consuetudine, noi avremo un torneo di buracco al Casino di beneficenza. Noi abbiamo come Circolo Veneto fatto una specie di accordo con la parrocchia di Olmoran, ci siamo impegnati ogni anno a dare un aiuto per una valorizzazione di una scuola che la parrocchia gestisce, consideriamo una specie di parrocchia del Veneto, anzi di Venezia, e quindi abbiamo organizzato al Casino, saranno circa 300 le coppie, 250 i tavoli, un torneo importante, il cui ricavato andrà per realizzare queste cose. Vedo qui il segretario generale del circolo che è molto contento perché è lui che si occupa di queste cose. Il mese di settembre ha altri appuntamenti, però io non voglio tediarvi, potete trovarli sul sito del circolo e so che siete molto precisi e puntuali, conoscete le cose meglio di me. Io voglio dare la parola subito al Presidente della Municipalità perché ci dia un indirizzo di saluto e di incoraggiamento. So che deve andare via perché c'è un'altra riunione, comprendiamo i molteplici impegni e quindi so che sarà sintetico perché c'è un altro impegno. Grazie. Grazie Cesare, grazie a tutti i presenti. Non è solo un saluto che voglio dare da parte dell'amministrazione, volevo anche ringraziare il Circolo Veneto, nella persona anche di Cesare Campa e di tutti quanti che lo coadiuvano in queste importanti iniziative. Promuovere cultura in città è un indirizzo importante che il Circolo Veneto da molti anni che si sta dando da fare con delle proposte interessantissime. Anche la città risponde bene, diciamo, perché per chi è sensibile, per chi ha voglia di partecipare, di ascoltare, di dialogare con la cultura, trova parecchi spunti in città e basta cercare. Ecco, il compito nostro dell'amministrazione è facilitare questi incontri. Il compito dei relatori e anche dei circoli è di promuoverli, ma soprattutto il compito di chi ascolta e chi partecipa è quello di portare persone. Perché se ognuno ci prendessimo l'impegno di portare con noi qualche persona per incoraggiarla, per avvicinarsi magari per la prima volta a qualche evento, a qualche importante, sicuramente ne esce soddisfatto e arricchito, perché questi sono incontri che arricchiscono, formano e sicuramente ci danno la possibilità di interporsi anche con gli altri, con i dialoghi, con la vita della città, dando delle risposte concrete molto importanti. Ecco, io vi saluto tutti, vi ringrazio, e saluto anche da parte dell'amministrazione comunale intera e auguro buon lavoro. So che avete un carnet ricchissimo e siete da apripista anche in questa città importante, anche come stagione che sta per iniziare. Non serve elencare, come ha fatto già Cesare, l'elenco delle iniziative che fanno, però noi abbiamo la possibilità, attraverso i mezzi di informazione che abbiamo, di arricchire e di condividere soprattutto informazioni, dati e eventi. Partecipiamo e facciamo partecipare gli altri. Grazie a tutti e buona serata. Grazie Presidente, rimane con noi un secondo, sì. Anche perché, vista la mia età, ho fatto un piccolo errore, mi sono dimenticato di ringraziare la professoressa Scarcella per dire che grazie a lei e tutto il gruppo degli insegnanti è partito anche il concorso letterario racconto breve per le scuole. Quindi, professoressa Scarcella, grazie, porti i saluti e i ringraziamenti a tutto il gruppo che sta lavorando per questo bellissimo... ho visto qualche professore di scuola che già ha cominciato a essere preoccupato, dice abbiamo già il nostro concorso dell'istituto, però vedremo quello che potremo fare. Buon lavoro a tutti. Professor Manno, le lascio il campo, lei è
titolato può fare assolutamente quello che vuole. Non quello che voglio, io sono strutturato perché il mio compito è quello di presentare la relatrice, che sono ben felice di dire due parole sui suoi studi e su quello che ci dirà stasera, senza anticipare nulla di particolare. Sandra Stocchetto intanto è una collega perché è una storica dell'arte, si è laureata a Ca' Foscari e non so se lei lo ha reso di dominio pubblico, però quelli che sono stati i suoi studi giovanili adesso li ha ripresi in mano e sta curando per il Museo Correr diciamo un censimento delle stampe da pre di Parmigianino, cioè di quelle stampe che raffigurano le opere del Parmigianino che sono conservate a Venezia. Dico bene, Sandra? Ecco, quindi questa è la prima annotazione che volevo fare su Sandra, ma poi insomma è anche, io sono in pensione, ma insomma posso chiamarla anche una collega perché è un insegnante di storia e di letteratura, insegna nelle scuole di Venezia, e in particolare al turistico di Venezia. Però la ragione per cui io mi sono permesso così di chiederle di parlare di questo argomento è per la sorpresa che ho avuto quando lei mi ha raccontato che faceva queste ricerche, questi studi, che poi sono confluiti in una pubblicazione che io ho qui in mano e che, se volete, potete anche consultare qui fuori e anche eventualmente acquistare, ed è un libro davvero singolare, ed è una ricerca davvero singolare, che dice, il titolo è Il negozio del caffè nella Serenissima. Il negozio sarebbe il commercio del caffè nella Serenissima. E l'interesse di questo libro, a parte la specificità, la singolarità dell'argomento, è che Sandra è una persona che costruisce la storia, costruisce i suoi racconti sulle prove documentali. In altre parole, è un topo d'archivio, questo lo dico senza offesa perché ce n'è uno che sono anch'io, perché noi quando diciamo, cerchiamo le notizie su Venezia, la prima cosa che facciamo è andare con tantissima pazienza nell'archivio di Stato di Venezia. E che cosa ha fatto Sandra Stocchetto? Ha consultato centinaia e centinaia di carte riguardanti il commercio del caffè a Venezia ed ha ricostruito la storia del caffè a Venezia dalle prime menzioni della seconda metà del Cinquecento, ma il caffè a Venezia prende piede, poi Sandra mi correggerai, nel corso del Seicento, ma si afferma nel corso del Settecento, che è il secolo della fondazione dei grandi caffè, dei caffè letterari, eccetera, eccetera. Ma andando per archivi, perché poi non è l'unico quello di Stato che Sandra ha consultato, ha scoperto e ha descritto tutti gli aspetti di questo commercio e in particolare quello della corporazione dei caffettieri veneziani che era agli inizi stato un colonnello, cioè è stata appoggiata a un'altra corporazione che era quella degli acquavitieri e ha scoperto le carte dell'organizzazione di questa corporazione e ha fatto una cosa veramente straordinaria, perché ha scoperto un catastico, quindi un censimento delle caffetterie presenti a Venezia nel Settecento e solo con la sua pazienza e acribia, insomma, ha preso una mappa di Venezia e ha incominciato a localizzare tutte le caffetterie di Venezia nel Settecento. Io qui vi faccio vedere, sia pure da lontano, una vecchia mappa che Sandra ha pubblicato con dei pallini rossi dove attraverso questo catastico è riuscita a localizzare tutti i negozi di caffè di Venezia. Poi adesso lei ce lo spiegherà meglio, ma per dirvi solo in piazza San Marco e negli immediati dintorni di piazza San Marco c'erano, mi pare, 81 caffetterie, tanto per capirci. Perché il commercio del caffè, e qui entriamo nel vivo del suo argomento, della sua ricerca, è stato uno dei traini economici dell'economia veneziana del Settecento. Pensate che le entrate relative alle tasse applicate sui commerci, sugli esercizi, ma anche sul commercio della materia prima, coprivano all'incirca il 50% delle entrate di tutto lo Stato veneziano. È vero che siamo in un periodo in cui le entrate alle casse veneziane erano minori rispetto a quelle del 4 e del 500, però per dirvi l'importanza anche commerciale e finanziaria che ha assunto il commercio del caffè. Oltre, e quella secondo me è uno degli aspetti più affascinanti di questa storia,
dell'importanza che i caffè hanno avuto dal punto di vista sociale, perché le botteghe del caffè a Venezia erano luoghi che potevano essere frequentati da ogni classe sociale. Quindi il caffè a Venezia diventa un luogo di confronto, di scambio e di contatto fra classi sociali diverse. Poi alcuni di questi caffè più rinomati hanno assunto anche una storia importante nella storia, nel risorgimento veneziano e così via, ma io su questo non mi voglio dilungare. Il libro di Sandra poi si chiude con un capitolo molto affascinante che si stacca da Venezia, diciamo, dopo aver enumerato attraverso i documenti trovati tutti gli aspetti più incredibili di questa attività commerciale e riguarda la diffusione del caffè in Europa. È un capitoletto molto denso ma molto affascinante, perché poi ci spiega come l'uso del caffè si sia diffuso tramite Venezia e poi in tutta Europa e poi in tutto il mondo. Agli inizi il caffè era chiamato l'acqua negra bollente, e ha avuto le sue caratteristiche, diciamo, anche dal punto di vista della preparazione, delle ricette offerte. Sandra addirittura ci racconta delle cose molto divertenti e anche particolari sulle tipi di tazzine che venivano diciamo, presentati nei caffè più lussuosi e così via. Insomma, un libro rigoroso dal punto di vista dello studio e della ricerca, ma anche pieno di curiosità sul costume e sulla mentalità veneziana, che affonda anche nelle comunità che si sono occupate più di tutte di questo commercio, che sono in particolare gli ebrei che avevano i contatti con le città del Cairo, con le città di Alessandria, che sono quelle, diciamo, che sono le piazze da dove il caffè arrivava attraverso lo Yemen. Ecco, quindi io ringrazio Sandra per questa conferenza, per quello che ci dirà, ma anche per il suo libro che invito a sfogliare, a guardare con attenzione, perché è un libro agile che si legge facilmente e anche non è lunghissimo. E la ringrazio ancora e speriamo che alla prossima conferenza poi ci sia più gente, perché di solito riempiamo la sala e siamo molto dispiaciuti di questo, ma purtroppo non possiamo lottare contro il tempo. Grazie. Signori, buonasera, vi ringrazio di essere venuti, ringrazio anche il Circolo Veneto che mi ha dato l'opportunità di poter parlare del mio libro, che è questo che vedete, un libro uscito alla fine del 22, supportato dall'Associazione Piazza San Marco e pubblicata dalla rivista internazionale online con sede a Venezia, Italy. Bene, allora, quando di solito si parla di caffè, la gente si aspetta di ricevere un ritratto della gaudente società veneziana del Settecento soprattutto. E in effetti i caffè furono un vero e proprio crocevia di tutte le... Grazie. Sì. Di tutti gli aspetti socioculturali sia del 6 che del Settecento. Un fenomeno caleidoscopico nel quale si intrecciarono diversi mondi, il mondo del teatro, il mondo del giornalismo e anche il mondo della nautica, perché ho scoperto che numerose insegne di caffè veneziani, specie in piazza San Marco, si ispiravano a nomi di vascelli dell'Armata Grossa, quindi anche quello è un aspetto. I caffè furono lo scenario della prima comparsa pubblica delle donne. Nel 62 la protagonista del romanzo, la bella pellegrina di Pietro Chiari, esclama: benedetto sia il caffè, occasione della moderna libertà femminile. E in effetti il caffè era un'occasione di uscire di più di casa e di fare incontri. Ebbene, tutto questo mondo però nel mio libro c'è, ma rimane un pochino in secondo piano, perché ho deciso invece di dare un taglio diverso, un taglio economico.
Quindi ho considerato il caffè come un bene economico e dunque in questa chiave diciamo che lo spazio di ricerca si è enormemente dilatato rispetto a quello delle botteghe da caffè, perché dietro alla degustazione di una ciccara di caffè vi erano obiettivi di portata molto grande, come quella di mantenere il ruolo da sempre avuto da Venezia, un ruolo privilegiato nel commerciare con i paesi turchi. E poi c'era la lotta per la riesportazione in Europa, che era molto redditizia e che, se vogliamo, fu anche una lotta impari, perché se da una parte possiamo assimilare Venezia ad una città-stato, dall'altra avevamo imperi coloniali dotati di piantagioni. Dunque, questo. Sono partita da semplici quesiti di carattere economico. Quando comparve il caffè a Venezia, da dove ci si riforniva, mi sono chiesta se fosse possibile indagare sull'apporto, sui guadagni portati da questa nuova bevanda anche all'erario veneziano. Poi ho voluto anche cercare con quali strumenti Venezia lottava in questa competizione impari di cui parlavo poco prima, e anche poi come reagì il governo nel gestire il commercio del caffè quando il caffè coloniale irruppe nei circuiti, stravolgendoli del tutto e determinando una mondializzazione del commercio del caffè. Dato che nella letteratura sull'argomento le risposte erano molto scarne, allora ho deciso di andare appunto nell'archivio storico di Venezia, che ha un patrimonio enormemente ricco e variegato. L'intento era quello di cercare dei riscontri concreti ad un mito che generalmente è accettato, però è suffragato da pochi dati. È il mito di Venezia come capitale del caffè. Ho voluto vedere se potevamo accettarlo e su quali basi. Il patrimonio spazia dalla registrazione delle movimentazioni alle dogane, che erano precise alla mezza libra, cioè a 150 grammi, perché dovevano poi assegnare il dazio da pagare. Ho potuto vedere i regolamenti per la distribuzione e la vendita della bevanda nella città. Ho potuto anche consultare i bilanci dell'erario e seguire le tariffe daziarie che venivano sempre modificate in relazione al mercato europeo, in modo da strappare le commissioni, da pilotare le commissioni estere a Venezia invece che in altri luoghi dove rifornirsi. E interessanti sono state anche le suppliche rivolte dagli esercenti e dai caffettieri alle autorità. Diciamo che il filo rosso dunque è stata la ricostruzione della gestione del commercio del caffè a Venezia, e l'ho fatto osservando appunto la politica fiscale e daziaria e cercando per quanto possibile di tracciarne le ricadute nell'import e nell'export. E devo dire che i risultati sono stati molti e inediti. Prima di tutto, adesso ve li anticipo brevemente, prima di tutto questa bevanda esotica, che inizialmente per i magistrati non serviva a nulla se non al lusso delle conversazioni, si è rivelato invece un vero e proprio pilastro del sistema economico veneziano nel Settecento. Quindi un settore trainante che portava con sé altri comparti commerciali come la navigazione, quindi importantissimo per Venezia, e le manifatture, soprattutto del vetro e dei tessuti. E quindi è stato interessante scoprire anche che questo è stato possibile per la presenza in Egitto di una vera e propria colonia di mercanti veneziani che vivevano al Cairo e ad Alessandria, di cui parleremo magari poi in maniera un pochino più precisa.
Altro risultato è stato quello di individuare le precise varietà di caffè che venivano importate a Venezia e di la ricostruzione del lungo tragitto che i carichi facevano per arrivare alla nostra laguna. E in questo orizzonte è emerso il ruolo protagonistico giocato dai mercanti ebrei del ghetto nel commercio del caffè a Venezia, che sia toccato punte così alte è stato molto per merito loro. Infine ho potuto censire tutte le botteghe di Venezia e mapparle, come poi vi mostrerò, e ho aggiunto anche quelle della terraferma. Questi sono stati in linea di massima i risultati più interessanti e direi, io sono un po' magari poco modesta, ma direi che è venuto fuori un affresco abbastanza grandioso che ha come intelaiatura degli aspetti macroeconomici come il rapporto con i paesi turchi, l'attività di queste ditte veneziane, la riesportazione in Europa, ma su questo sfondo emergono con evidenza significativa anche dei flash di microstoria che riguardano, ad esempio, o di costume, che riguardano, per fare qualche esempio, le vicende anche personali di alcuni caffettieri, ma anche gli abusi che all'interno della corporazione che ha quasi sempre gestito il settore del caffè si determinavano. E questa corporazione, come vedremo più avanti, è la Corporazione dell'Acqua di Vite. Bene, ma andiamo con ordine e mettiamo Venezia al centro delle nostre riflessioni, per capire intanto quando si venne a conoscenza in Occidente dell'esistenza del caffè. E questo avvenne per la prima volta a Venezia, in tutto l'Occidente, dove nel 1573 iniziarono ad arrivare delle descrizioni, delle relazioni di una minoranza alfabetizzata composta di medici, diplomatici, botanici e viaggiatori che descrivevano un'acqua nera bollente, consumata alla massima temperatura possibile, da persone di tutte le estrazioni sociali, persone, qui si intende uomini, da persone di tutte le estrazioni sociali per ore in circolo o seduti per terra o appunto in locali come questo che viene rappresentato, che è un cavedane ottomano degli inizi del Seicento. Cavedane da cavè, che vuol dire caffè, è un esercizio destinato proprio alla degustazione del caffè. Ma come vediamo nell'immagine, altre erano anche le attività che si potevano fare in questo vero e proprio luogo di aggregazione maschile, dove sì, si preparava il caffè, ma si giocava, si ascoltava la musica, si leggeva, si discuteva, si fumava, quindi era un luogo molto, molto ricco. I primi locali di questo tipo sono attestati negli anni 30 del Cinquecento a Damasco e ad Aleppo e dopo un ventennio vengono importati nel quartiere di Taktallah a Costantinopoli. Ma questi esercizi punteggiavano un po' tutto il Medio Oriente, soprattutto l'Egitto e la Tunisia, perché quando noi veniamo a conoscenza questa minoranza parla nei libri di questa bevanda negra, tutto ciò non si sapeva in Europa, i locali del genere erano assolutamente ignoti, però la storia del caffè era iniziata 2 secoli prima in Africa. Ecco. Dunque, torniamo a parlare dell'affermazione del caffè a Venezia per vedere come avvenne questa rivoluzione del gusto che introdusse nuove abitudini, nuovi riti sociali. Diciamo che Venezia ha dei punti, degli aspetti, dei fattori favorevoli alla diffusione di questa novità. Intanto il caffè si sviluppa in Europa nelle città più popolose e più dedite al commercio e alla finanza. E Venezia queste carte le aveva,
ma soprattutto a Venezia c'era un mix multietnico per il quale mercanti del nord Europa potevano fare i loro affari tranquillamente con africani, con persone del Medio Oriente. E soprattutto vi erano delle comunità foreste che vivevano seguendo le proprie tradizioni, la propria religione, le proprie abitudini. Una di queste è appunto costituita dagli armeni. Gli armeni erano presenti già dal 1200 a Venezia, in quanto cristiani erano liberi di gestire le loro attività artigianali ed economiche come volevano, perché appunto cristiani. Ma nel 600 arriva un centinaio di famiglie che si trasferiscono da Isfahan nella zona di San Giulian e di Ruga Giuffa. Del resto Giuffa deriva da Giulfa, che è appunto un quartiere di Isfahan, dove il caffè era un'abitudine quotidiana almeno dal 1570. Dunque, se gli armeni potevano andare in giro servendo e vendendo le loro bevande tipiche come il mastun e il tan, che sono bevande ghiacciate a base di yogurt, sicuramente potrebbero averla fatto anche con il caffè. E qui esco per un attimo dai documenti e entro nel campo delle ipotesi, ma le ipotesi sono molto verosimili, dato che noi sappiamo che proprio immigrati armeni furono i primi a organizzare punti vendite nelle città europee, come per esempio, abbiamo anche qualche nome, come per esempio Pascal Rosé nel 1652 apre il primo punto vendita a Londra, poi abbiamo Pascalie a Roquian, che agisce, è attivo prima a Marsiglia, poi a Parigi, e diventerà probabilmente l'aiutante di Procop. Voi sapete che il caffè storico di Francia, che ancora esercita, è il caffè Procop di Parigi. Ma abbiamo anche Diodato a Vienna, che apre nel 1685 il primo caffè. Quindi siamo di fronte ad ipotesi molto, molto verosimili. Vi erano poi i persiani che avevano un fondaco molto probabilmente nella zona di San Giovanni Grisostomo, ed è interessante sapere che nel 1603 arriva a Venezia una delegazione dello Shah Abbas per discutere col Doge in funzione anti-ottomana. E intanto lo Shah Abbas fu il promotore del primo caffè pubblico a Isfahan. Poi nella delegazione era presente come ambasciatore dello Shah Anthony Shirley, che è ritenuto il primo introduttore di caffè in Inghilterra. Vi erano poi i turchi e i turcheschi che, come sappiamo, furono concentrati nel fondaco dei turchi nel 1621. Ecco, qualsiasi musulmano sulle vie carovaniere o nei cavedane che vi ho mostrato o privatamente era dotato di un kit per la preparazione del caffè che vediamo qui rappresentato e che probabilmente c'era anche al fondaco dei turchi per gli ospiti del fondaco, ma anche per gli ospiti passeggeri, diciamo. Quindi il kit era un sacco di cuoio per le polveri, poi c'era l'ibric, questo bricco di metallo per la preparazione, e poi naturalmente le tazzine per servire il caffè. Non è da escludere poi che anche gli ebrei abbiano giocato un ruolo nell'introduzione del caffè a Venezia, quindi in ghetto, perché sappiamo con sicurezza che mercanti ebrei erano coinvolti nei circuiti di Tunisi e del Cairo agli inizi del 600, quindi è probabile. Non bisogna poi trascurare le enclave veneziane presenti in tante città del Medio Oriente, come appunto Aleppo, Damasco, Beirut, Alessandria del Cairo, Alessandria d'Egitto, il Cairo e anche Costantinopoli, dove nella zona di Galata vi era la Casa del Bailo. Oggi è Palazzo Venezia, sede del consolato italiano a Beioğlu, e c'erano insediamenti anche nella zona di Pera. Questi veneziani nelle enclavi in città medio orientali erano in costante rapporto con Venezia e quindi
ecco, è probabile che fungessero proprio da introduttori del caffè. Ma come attecchì l'abitudine di sorseggiare il caffè a Venezia? Diciamo subito che vi fu una prima fase documentata questa volta di vendita vagante, cioè di vendita fatta da ambulanti, esattamente come vi dicevo succedeva nelle capitali europee, ambulanti come questo che è del Levante, che vedete andavano in giro servendo il caffè con le tazzine, i brick, e come anche questo, Le Candiot, un ragazzo di Candia che girava per Parigi servendo il caffè. Addirittura nel Medio Oriente c'era la licenza che si chiamava diritto di brick per questo tipo di vendita. Allora a Venezia sicuramente vi erano ambulanti che servivano il caffè per le strade, oppure che si servivano di banchetti sul genere di questo, che per la verità è di tabacco, ma assolutamente simili dovevano essere quelli di caffè. Protagonisti dunque immigrati levantini e acquavitai, gli acquavitai che avevano 50 banchetti come questo e anche 40 botteghe, e furono loro proprio abituati alla vendita ambulante dei liquori e anche nelle botteghe a dedicarsi al caffè prima di tutto. E del resto anche era un'attività che richiedeva investimenti abbordabili, insomma non occorreva avere grandi capitali. Quindi abbiamo una fase documentata in cui il mestiere era libero e spontaneo, e questo va avanti fino al 1681, quando tutto viene regolamentato, come vedremo fra poco. Diciamo che il punto di svolta che i magistrati definiscono l'incontro propizio con il caffè avviene nel 1674, quando dei mercanti offrono 2000 ducati per avere l'esclusiva della vendita e della distribuzione di caffè a Venezia. Un'offerta subito rifiutata, perché nel frattempo le inchieste di mercato e i magistrati dell'erario si erano resi conto che ci si poteva aspettare un gettito maggiore, quindi volevano puntare più in alto. I documenti del 1676 parlano dell'espansione e della volontà di queste cose nuove, sono le parole del documento, cioè il caffè e la cioccolata, che si diffondevano per volontà di guadagno, per desiderio di guadagno. Parlano di una sete di caffè che sempre più si accende, e quindi ecco che i magistrati si aspettano di ricavare un gettito anche maggiore a quello delle acquaviti e dei rosolini, che erano diffusissimi, e questo succederà un po' più avanti, ma puntualmente succederà. A questo punto forse conviene dare un'occhiata alle rotte dell'epoca precoloniale. Ho fatto una cartina per essere un po' sintetica. Ecco, allora l'età precoloniale finisce intorno al 1730, quando arriva il caffè coloniale, appunto, e spazza e stravolge tutti i circuiti che si svolgevano su un triangolo che aveva come come vertice lo Yemen, primo produttore al mondo di caffè, forse quasi unico, dalla metà del Cinquecento. Poi i carichi da lì venivano trasportati tramite il Mar Rosso al Cairo ed Alessandria, grandissimi centri di smistamento verso il mondo ottomano, dove Istanbul, Costantinopoli meglio, era il maggior centro di consumo, ma anche verso l'Europa, dove nella seconda metà del Seicento iniziano a sorgere i primi caffè, che richiedono dunque rifornimenti regolari. Questo fatto, questo aumento della domanda, mette in luce che lo Yemen, la capacità produttiva dello Yemen, non riusciva a far fronte ad una richiesta così ricca. Ed ecco allora che la Sublime Porta introduce dei divieti ai cristiani di prendere il caffè per portarlo in Europa.
divieti che non sono rispettati in maniera tanto stringente se non nel primo ventennio del Settecento. Cosa succede quando arriva il caffè coloniale, ovvero il cava assuri? Lo chiamavano così, il caffè delle isole, il caffè introdotto soprattutto dai francesi, caffè che viene dai Caraibi, da Santo Domingo, dalla Cayenne, eccetera, oppure che viene dall'oceano, dalle isole dell'Oceano Indiano. Allora succede che il monopolio musulmano del caffè finisce e i musulmani si trasformano soprattutto in consumatori. Il cava assuri vince perché viene proposto in quantità massive, dato che è frutto di piantagione, e costa 2 o 3 volte di meno, quindi cambia completamente questi circuiti. Scusate, sono andata troppo avanti, ho sbagliato. Diciamo che la Francia, prima Marsiglia, poi la Francia, soppiantano il Cairo ed Alessandria nella distribuzione e Londra e Amsterdam tengono in pugno il mercato mondiale. Questo comporta un'intensificazione della competizione che ha come teatro soprattutto l'Adriatico, dove avviene lo scontro, io l'ho chiamato così, la guerra del caffè, insomma, fra la Francia e Venezia. La Francia fu sempre la più grande antagonista in questo settore di Venezia. Ecco. Andiamo a vedere appunto nell'epoca precoloniale le 2 città dove c'era lo snodo, diciamo, di tutti i carichi diretti in Europa, nel Maghreb, verso il mondo arabo. E ne parliamo perché proprio qui era attiva una colonia di veneziani voluta dal governo per continuare a ricavare tesori dal commercio del Levante. Dunque la loro attività era ovviamente import-export. Si trattava di 53 negozianti e di 8 case di negozio che trattavano vari prodotti, fra cui anche il caffè. Il ritrovamento di una lista precisa del 1740 con elencate tutte le merci che da Venezia prendevano la direzione di Alessandria e viceversa ci permette di conoscere bene la situazione, dando la giusta importanza al caffè, come vedremo era centrale, e ci permette anche di capire le sue connessioni con altri mondi, con altri settori economici. Allora, 59 erano i prodotti importati da Alessandria a Venezia. Si spaziava un po' in tutti i settori, dalle piante tintorie, medicinali, ai prodotti naturali, il miele, il mire, prodotti che ci farebbero rabbrividire, alimentari come i cuori salati, che devono essere stati terribili, i pistacchi, ecco. Ma prima di tutto, insomma, c'era il caffè. Il caffè era il 40% di tutte le merci che venivano da Alessandria, ma soprattutto era il 50% delle entrate prodotte. Dunque, da solo il caffè giustificava spedizioni di navigazione lunghe, costose e anche pericolose, perché c'erano i pirati sul Nord Africa, sulle coste del Nord Africa, e da solo riusciva a mantenere il consolato del Cairo, che costava 6.000 ducati l'anno, d'accordo? In più aveva il valore aggiunto di altre entrate per la riesportazione in Europa e gettito per l'erario per i dazi di ingresso e di uscita. Ecco. Possiamo essere molto precisi riguardo... scusatemi, non ho concluso il discorso perché c'erano anche i prodotti di esportazione, che erano 175, e spesso il caffè veniva comprato in concambio dando manifatture veneziane. Ed ecco qui il collegamento, no? E soprattutto parliamo di tessuti di pregio, come i damaschini con oro, i cambellotti di Fiandra, le sete toscane, che venivano appunto proposte, in cambio prendevano il caffè.
e anche tutti i prodotti dell'arte vetraria come occhiali, i vetri soffiati, le conterie, gli specchi. Ecco, questo insieme a tantissimi altri prodotti che devo dire affascinano, perché questa lista che ho messo appunto, ho voluto dedicare un attimo uno spazio a elencare i prodotti, ci fa fare un tuffo nel passato quotidiano, ma anche nel passato delle manifatture operose veneziane. Si spazia dalle guarnizioni per i vestiti, ai cristalli da carrozza per decorare, ai tappeti, ai secrétaire, a una miriade di prodotti, fra i quali anche le armi. Ebbene sì, Venezia vendeva schioppi, pistole e spade al nemico tradizionale turco. Ecco, ma andiamo appunto sullo snodo di questo traffico precoloniale, che è appunto la costa da Alessandria ad Amietta, che è molto importante. Qui c'erano le navi di tutti gli europei, ma è anche quella dei veneziani che caricavano balle e balle di caffè. Possiamo essere molto precisi anche qui su come arrivava il caffè grazie a una relazione scritta da un mercante del Consorzio d'Egitto di cui parlavamo prima, che si chiamava Isaac Fua ed era uno stimato dottore della comunità del ghetto, il quale nel 1945 scrive la notizia circa la storia del caffè d'Alessandria. E qui, attraverso questo prezioso documento, veniamo a sapere che una volta all'anno a Jeddah, in Arabia Saudita, arrivavano navi indiane con un quantitativo fra i 12 e i 15 milioni di libbre di caffè, insieme, ben inteso, a porcellane, incensi, altri profumi, altri prodotti, ma a noi adesso interessa il caffè. Poi attraverso il Mar Rosso i carichi venivano portati alla punta del Sinai, a Tur, dove con le carovane arrivavano al Cairo e poi attraverso il Nilo arrivavano a Alessandria, Damietta e Rosetta, sulla costa rappresentata nella slide precedente. Questo documento è ancora più interessante perché da esso ricaviamo informazioni sulle qualità importate di caffè a Venezia, che erano due. Allora, una si chiamava Faki, e perché non va avanti, eccolo qua, si chiama così perché transitava nel porto di Bait al-Faki, e l'altra qualità si chiamava Celebi, perché veniva dall'isola di Celeb, che adesso si chiama Sulawesi ed è nell'Oceano Indiano. Dunque, entrambe per Fua le varietà erano coltivate nelle Indie, e come Indie appunto abbiamo ovviamente la penisola indiana, ma anche la costa del Bengala e le isole appunto dell'Oceano Indiano, come Sulawesi. In questi orizzonti dunque si fa strada il contributo protagonistico degli ebrei del ghetto, che fu esercitato in una prima fase nel Consorzio d'Egitto di cui vi parlavo fino a metà del Settecento, per poi essere svolta come attività di importatori a titolo individuale quando il consorzio chiude, anche a causa del caffè coloniale appunto. Allora, del resto, essere importatori è l'unica via permessa agli ebrei, per i quali le autorità nutrono una profonda diffidenza per la sagacia e la vedutezza nel fare affari, e dunque vietavano loro di partecipare a dazi e appalti. Come pure vietavano loro di iscriversi alla corporazione che permetteva di diventare caffettiere, quella di Acqua di Vita, e quindi le botteghe che c'erano nel ghetto erano gestite dalla comunità al di fuori delle regole veneziane. Qui vediamo la dislocazione di due botteghe contigue nel 1713 sulla via Maestra del Ghetto Vecchio. Ce n'erano altre di mandoleri e di droghieri che trattavano il caffè in grani.
ma vi voglio proporre questa immagine di questo edificio torre, la Casa della Scalamatta, perché io l'ho definito il quartiere generale del caffè. Non solo perché al quarto piano abitava Isaac Fua, quello di questi preziosi documenti di cui vi parlavo, e a suo nome alle dogane nel decennio 51-61 arrivano 35 tonnellate di caffè, quindi. Ma allo stesso quarto piano abitava Daniel Bonfil, originario di Costantinopoli, che aveva una ditta di caffè appunto e per la quale aveva occupato altri 4 appartamenti in questo edificio e aveva i magazzini a pian terreno. E Daniel Bonfil nel 1753, in pochi mesi, da ottobre a gennaio, riceve 70 tonnellate di caffè alle dogane a suo nome. L'intero edificio era gestito dagli eredi Astori, droghieri e speditori, cioè grossisti che mandano in terraferma e all'estero. E anche qui i registri delle dogane ci dicono che nel 1951 arrivarono 482 tonnellate di caffè a loro nome, quindi qua viaggiamo su delle quantità enormi. Altri grandi mercanti erano Isaac Treves di Mandolin, Emanuel, erede di una ditta di Costantinopoli fondata a metà 600 con l'aiuto del segretario del Bailo, anche egli ebreo, Israel Conegliano, e che si dedicava appunto alla vendita del caffè. Un'altra famiglia di grandi mercanti è quella dei Vivante, che da Corfù si trasferiscono a Venezia nel 1952 e fra i tanti prodotti che trattano e anche fra le patenti di navigazione, le assicurazioni marittime, trattano il caffè. I loro palazzi, forse li conoscete, immagino, sono nel ghetto Novissimo. E per chiudere con gli ebrei, diciamo che ho incrociato il registro dei dazi con i nomi dei destinatari dei carichi e i catastici del ghetto. E così ho potuto appurare che vi erano 94 persone coinvolte nel traffico di caffè, che sono tante in un piccolo serraglio, come lo chiamavano al tempo, cioè il ghetto. E quindi accanto a questi mercanti di livello altissimo, noi abbiamo tutto un sottobosco di bottegai, come per esempio il Becker, il macellaio Simon Farinella, che aveva 120 kg di caffè in giacenza nella sua bottega. Dunque abbiamo delle registrazioni di compravendite molto modeste che ci mostrano il circolare del caffè anche a livelli diciamo modesti all'interno del ghetto. E dunque l'ipotesi è che il caffè fosse non solo un prodotto economico, ma anche uno strumento di solidarietà con il quale i grandi mercanti aiutavano i loro confratelli meno abbienti nei loro affari. Lasciamo il ghetto, che i veneziani consideravano una zona a sé stante, per arrivare a Venezia e vedere com'era la vendita e la distribuzione, che avveniva, come dicevo prima, con dei banchetti simili a questi in Campo San Salvador, oppure a questo, che è lo Stassio alla porta del Formento a Palazzo Ducale, dove un tale Osvaldo Cippolato vendeva caffè caldo per volontà del governo, ed era sempre lì. Allora dicevamo che il caffè veniva appunto servito per strada e diciamo che fu regolamentato nel 681 col sistema dell'appalto, che non è una novità del caffè, ma era un metodo seguito in tanti altri settori commerciali come carne, pesce, tabacco, sannitri, osso di balena e tanti altri. Si trattava di un'asta, che nel caso del caffè avveniva ogni 3 anni, alla quale i mercanti offrivano delle cifre per avere l'esclusiva, e avveniva ogni tre anni. E qui ho voluto ricostruire le cifre pagate dai partitanti, cioè dai vincitori dell'asta, e
Vi informo che fu quasi un monopolio della Corporazione di Acquavite, che dal 681 con 2200 ducati vinse, e poi nelle varie aste fu sempre presente fino al 1798, quindi oltre la fine della Repubblica. E diciamo subito che queste botteghe fondavano i loro guadagni sul caffè, e non sull'acquavite, che aveva avuto un progressivo calo fino a sparire a un crollo proprio nel 1736, e quindi si guadagnava tramite il caffè. Nei documenti dell'Inquisitorato sopra le arti non si fa nessuna differenza fra acquavitaio e caffè, e questo è il motivo per cui noi non riusciamo a trovare, come tutti vorrebbero, no? La prima bottega di caffè a Venezia, perché usavano quelle già esistenti dell'acquavite. L'arte di acquavita, scusatemi, quando vinceva pagava la cifra, pagava i dazi di importazione e altri piccoli insomma, delle imposizioni, per esempio per evitare il servizio nelle galee, c'era il taglion. Poi il suo ruolo era di dare accesso alla professione, di concedere le licenze e di decidere dove dovevano essere dislocate le botteghe. E in questo campo c'era la legge dei 100 passi, che era presente anche per altri settori. Cioè, non si poteva aprire una bottega di caffè se nel raggio di 174 metri ce n'era un'altra. E questa riguardava le contrade, non il centro città, dove era superfluo questo strumento, che era teso a garantire una clientela di quartiere alle botteghe per evitare la concorrenza. Allora, in quest'ambito diciamo che vi fu uno scandalo, un'inchiesta nel 1752, perché le botteghe come questa, per esempio, che erano cresciute ad un numero veramente esorbitante, nel 40 erano 200, le botteghe proliferavano, però in un settore così redditizio c'erano anche dei posti serrati, cioè delle botteghe tenute chiuse, non si capiva il perché. Questo aspetto viene fuori per la denuncia di un caffettiere che, poverino, era appunto uno di quelli che non riusciva ad aprire la sua bottega, allora si rivolge alle autorità. Dall'inchiesta subito vengono obbligati i capomestri ad aprire queste botteghe ed emerge che la responsabilità di questo era nelle figure eminenti della corporazione, che essendo potenti economicamente si impadronivano delle botteghe e le tenevano chiuse per far affluire la clientela alle proprie. Ecco. Quindi vengono riaperti questi luoghi e soprattutto viene imposto nel 59 un tetto massimo alle botteghe perché erano troppe, si lamentavano perfino i caffettieri stessi. Quindi massimo 99 nelle isole di Rialto e San Marco e massimo 107 nelle contrade, per un totale di, cosa viene fuori? 107, no, cosa dico? 206, d'accordo? Allora, ho potuto, usando dei catastici del 61 e dell'81, scritti per controllare che queste botteghe non proliferassero ulteriormente nonostante il tetto, ho potuto mappare le botteghe presenti a Venezia nel momento dell'apice dei consumi. I catastici sono degli elenchi in cui riga per riga vengono elencate le botteghe con il nome del capomastro, l'indirizzo e l'insegna. Allora ho incrociato questi due catastici e ho ricavato un'istantanea, diciamo così, del massimo momento di sviluppo della civiltà del caffè a Venezia. Qui vi propongo il lavoro fatto per l'isola di Rialto
scusate, incomincio a dare i numeri, l'isola di San Marco. Isola perché è delimitata da canale, vedete? Allora, qui dentro c'erano 85 botteghe, che sono tantissime. Se poi aggiungiamo la contrada di San Marco, che arrivava fino a San Mosè e a San Stefano, ne aggiungiamo altre 23 ed arriviamo a 108 solo in quello che adesso chiamiamo Sestiere di San Marco. Un numero altissimo. Lo stesso lavoro ho potuto farlo per le altre zone della città. Scusate, mappando, vedete che qui ho usato una mappa, una piantina della città di Lodovico Ughi e ho potuto dislocarle con fatica, però bene, perché è molto dettagliata, no? Nelle indicazioni delle strade. Allora dicevo, lo stesso lavoro è stato fatto per tutta la città fino a conteggiare 285 botteghe, sono veramente un numero molto molto ampio e che corrispondono, scusate, a una bottega ogni 460 abitanti. Dunque si spiega l'altissimo consumo di caffè che ho registrato nel 1945, quindi un po' prima di questo apice che continua poi, no? Nel 1945 c'erano 400.000 libbre di caffè circolanti in quell'anno a Venezia è stato. Corrispondono a 28 milioni di cicale di caffè. Il conto è presto fatto perché ho trovato che con una libra ne facevano 70. Quindi una cifra veramente altissima che incomincia un po' a permetterci di accettare questo mito del caffè di Venezia come capitale, no? Del caffè. Va bene, ma nel 50 inizia una crisi fortissima in tutto il mondo, non solamente a Venezia. In Egitto, per esempio, il caffè era quasi il primo genere di commercio e cade in crisi sempre a causa del caffè coloniale. A Venezia pure se ne sentono le conseguenze, perché intanto a Venezia entra il 40% del caffè circolante, era clandestino di Francia, coloniale quindi, lo chiamavano il caffè di Ponente o il caffè di Francia, e quindi incominciava ad essere molto. E non solo sottraeva introiti all'erario, ma anche determinò una stagnazione, perché nessuno voleva comprare caffè per più di 50 libre 50 ducati ogni 100 libre, mentre il prezzo minimo degli importatori era di 74, e quindi si capisce anche perché il consolato d'Egitto dovette chiudere. Ma Venezia reagì chiudendosi in un orizzonte protezionistico, ma garantendo sempre questa funzione trainante al caffè, e lo fece dirigendo i consumi verso la terraferma. Come possiamo vedere in questo grafico, questo è il momento, il 51-52, di questa grande ristrutturazione del settore caffeario. Da questo momento noi abbiamo tutti i carichi che sono destinati alla terraferma per un totale del 76% di tutto il caffè che entrava a Venezia, mentre le altre destinazioni diventano irrilevanti, al contrario di prima che erano prevalenti. Cosa è successo? Appunto nel 50-51 viene creato un circuito organico integrato con i domini di terraferma che sono obbligati a consumare esclusivamente il caffè d'Alessandria e a comprarlo da Venezia. Si chiama l'appalto del caffè d'Alessandria da consumarsi in terraferma. Immaginiamoci il dominio di Venezia, ecco qua, lo stato da terra, e pensiamo che ad un certo punto sorse una miriade di fondaci in tutti i paesi e le città destinati ad essere serbatoio e smistamento per le botteghe di caffè.
E possiamo essere molto precisi su questi iniziali anni, no, di cambiamento, perché con lo studio dei registri del governatore del Lazio possiamo vedere dove erano dirette i carichi di caffè. E quindi qui vediamo svettare Brescia, Padova, Vicenza, Verona. E ulteriori informazioni possiamo trarre dalle dichiarazioni giurate dei direttori dei fondaci che erano costretti con documento notarile a inoltrare a Venezia. E allora con questo, con queste dichiarazioni ho potuto censire le botteghe dei domini di terra e sono state 174 nel Veneto. Sono cifre infieri perché si riferiscono solo al 52-53, ma per dire, qui Padova ha 38 botteghe, ma negli anni 80 saranno 77, quindi sono cifre destinate a crescere. E poi la stessa cosa ho fatto per Lombardia e Udine e Patria, dove ce n'erano 133. Insomma, veramente una miriade di botteghe che danno corpo a questo mito di Venezia, capitale del caffè. E ce n'erano anche altre che sfuggivano a questa classificazione sulle rotte del Burchiello per Padova, e si vede che erano temporanee, e nelle ville di Udine e Patria. Ecco. Naturalmente, ecco qui il report, diciamo, generale, che continua il trend del 1745. Noi abbiamo 588 botteghe solo nei territori e a Venezia di terraferma. Questo appalto, questa ristrutturazione che conferma e tiene alti i consumi, però ebbe dei gravissimi intoppi all'inizio, che possiamo vedere qui rappresentati da questo calo del 51% nel momento in cui inizia l'appalto di cui vi parlavo. È un calo fortissimo dovuto alla ribellione dei caffettieri di terraferma, che si rifiutarono di essere riregimentati in questo sistema e soprattutto si rifiutarono di pagare l'imposta del consumo al partitante generale veneziano e non ne volevano sapere. Quindi 33 persone di varia provenienza, anche di città lontane le une dalle altre, però agendo di concerto, si ribellarono e ci furono anche 10 appellanti, cioè persone che scrissero lettere extragiudiziali alle autorità preposte al commercio con l'effetto di bloccare il dazio. Per farvi capire quanto grave era la situazione, il partitante generale in pochi mesi aveva guadagnato 7.000 ducati. In proiezione di quell'anno dell'inizio dell'appalto si sarebbe arrivati a 42.000, ma lui si era esposto per 154.000. Quindi veramente una crisi tremenda, che tuttavia rientrò nel giro di 2 o 3 anni, un po' perché i ribelli si calmarono, diciamo, lasciarono la loro posizione, si adeguarono, e vediamo qui assestarsi i carichi diretti appunto alla terraferma su livelli molto superiori al periodo precedente al dazio. Un'ultima slide, ma velocissima perché anche ho pochi dati a tal proposito, sugli stati da mar, dove appunto in questo decennio arrivano i carichi soprattutto all'Istria. Io vi ho bombardato di dati, vi chiedo scusa se sono stata troppo, però per capire le dimensioni, no, delle cose è necessario. Vi ringrazio tantissimo della vostra attenzione e eventualmente se avete domande sarò lieta di rispondere se posso. Vi segnalo che il mio libro appunto è in vendita, oltre che qui fuori, grazie a Mondadori, nella libreria Mare di Carta a Venezia, oppure si può ordinare in formato cartaceo su Streetlib, oppure comprarlo, non so cosa è successo,
vabbè, meno male che ho finita, oppure comprarlo, c'è stata una censura, comprarlo anche in versione ebook. Vi ringrazio molto, spero di non essere stata noiosa. Beh, per un tema così c'è lo spazio per qualche domanda, perché penso che siamo tutti esperti di caffè, no? Poi adesso per questo periodo c'è una crisi che sta per arrivare, perché ho sentito che la tazzina di caffè aumenterà Cresceranno i tantissimo. prezzi, sì. Io preoccupatissimo, ho fatto delle indagini Hai fatto con delle alcuni... scorte? No, sì, volevo fare delle scorte, ma non credo che siano... No, ho fatto delle indagini e molti bar mi confermano che ci sarà questo aumento. Sì, sono usciti anche articoli sul giornale, in particolare di Poliak, che è il primo importatore di caffè verde, quindi crudo, e di Illy, che hanno detto che il trend è proprio l'aumento, e loro naturalmente erano d'accordo, perché siamo l'unico paese dove il caffè è ritenuto una cosa del popolo, no? Quindi deve essere a prezzo basso. Ma questo, secondo loro, appiattisce la qualità, invece sarebbe meglio pagare di più le eccellenze. Ecco, questo è è il loro discorso. Che è anche vero, perché il caffè industriale ha tanti additivi, comprano spesso caffè di terza scelta, quindi c'è anche del vero in questo. E ritornando alla tua relazione, è interessante la differenza fra quello che sarebbe il caffè arabico, no? E il caffè coloniale, che è stato un punto di grande scontro e anche di cambiamento degli orizzonti, al quale Venezia ha cercato di reagire. Mentre ti ascoltavo mi è venuto in mente una cosa, che adesso dico una baggianata, poi dopo tu mi correggi, dico forse si capisce perché una cosa che io non so, anche da ragazzino, quando ho cominciato a prendere i primi caffè, ho visto che c'era della gente che ci metteva la grappa dentro. Forse è dovuto al fatto, no, che nasce proprio dagli acquavitieri, che quindi le grappe giravano in quei tipi di locali, poi magari la aggiungevano al caffè. Ho detto così, Beh, un po' sarà so vero, che non ci però, sono documenti. comunque i liquori, il tabacco, la cioccolata, il cacao, il caffè sono beni voluttuari, quindi hanno gli stessi canali commerciali quando arrivano in Europa. Ecco, adesso io avrei una domanda, poi dopo lo lascio anche la possibilità di farle al pubblico. Ascoltandoti e vedendo anche la storia del caffè di oggi, insomma, la domanda che mi sono fatto è: come mai questa bevanda, no, che arriva da lontano poi si diffonde in maniera smisurata? Cioè, perché poi è una bevanda che di suo è amara, no? Poi può essere corretta, può essere aggiunto lo zucchero, eccetera, eccetera, però è amara e si diffonde così tanto. Io credo che forse una risposta è data dal fatto che serve a tenere vispe le persone, quindi è ricercata anche per questa proprietà. Però è veramente sbalorditiva la diffusione, perché i dati che tu ci hai citato solo su Venezia, no? della diffusione anche del quantitativo che arrivava, cioè voleva dire che sì, costava poco, i veneziani erano veramente degli accaniti. Amaro, lo zucchero costava moltissimo, Sì. poi arriva anche lo zucchero, lo aggiungono e quindi si incrementa di più il consumo. Ma diciamo che in una città come Venezia, dove si va per le strade, no, le abitudini si diffondono tantissimo. Qualcosa di simile è stato a Londra. In queste due città il caffè non era una bevanda solamente aristocratica, un'occasione per sfoggiare il proprio status sociale, ma era proprio una bevanda diffusissima in tutti i sensi, presso tutti i ceti sociali. Venezia aveva 120.000 abitanti a metà 600 e alla fine del secolo ne aveva 133.000. Immaginatevi, anche pensando alla Venezia di adesso, queste nuove abitudini per la strada si vedono subito, no? E tutti vogliono questa bevanda esotica che veniva anche proposta con un fascino esotico. Per esempio in piazza c'era il caffè Moisè l'Arabo, no? Aveva messo il nome, oppure The Sultaness a Londra, quindi giocano anche evocando il fascino di civiltà lontane
che in questo caso è anche garanzia di genuinità, no? Perché proveniva da quei mondi, insomma. Bene, allora se ci sono domande io sono qua con il microfono che vengo da voi, va bene? Vedo una mano alzata. No, no, un attimo solo che arrivo col microfono. Se il caffè arrivava crudo a Venezia, quindi c'era anche Sì. un'attività poi di torrefazione, eccetera, Sì. oppure no? Sì, arrivava crudo, caffè verde, veniva tostato nei caffè, avete presente le pentole per le castagne, qualcosa del genere, no? I chicchi venivano fatti ruotare in questa pentola con i buchi, poi i facchini, li chiamavano così gli inservienti, le polverizzavano. E poi appunto veniva preparato il caffè alla turca, quindi portando a ebollizione il caffè con la polvere dentro 5, 6, 7 volte e bloccando quando incominciava a salire, no? Questo per dare corpo alla bevanda. Erano i caffettieri stessi che facevano i torrefattori. Buonasera dottoressa, intanto complimenti per un interessantissimo argomento. Io le faccio invece una domanda per quanto riguarda il caffè come luogo fisico, come luogo di aggregazione sociale, diciamo, nel XVII-XVIII secolo, e in particolare su quale è storicamente il primate, diciamo, dei caffè veneziani, fra quelli che si contendono la Palma, il caffè Florian, il caffè Quadri, il caffè Greco. Qual è effettivamente il più antico come fondazione? No, allora, come dicevo prima, non possiamo sapere qual è il più antico perché usavano già le botteghe di acquavite. Ecco, certo nel 720 Floriano Francescon apre il caffè che si chiamava la Venezia Trionfante, che era appunto una nave, una sultana turca conquistata dalla flotta in una battaglia e poi portata a Venezia e trasformata in nave dell'Armata Grossa. Quindi questo nome, così che ha un sapore di vittoria, no? di gloria, deriva proprio da questo. E questa cosa era nota a tutti i veneziani al tempo, ma dopo si è persa un po' questa cosa. E anche gli altri caffè sono del Settecento, ecco, non saprei dire qual è al tempo chi conquistava, diciamo, maggior fortuna di un altro. Niente. Domande? Il signore qui. Comunque posso parlare anche Lei ha dato molti dati rispetto ai costi del caffè in ducati. Sa attualizzarli questi dati? No. Attualizzarli? Allora io ho una certa esperienza in numismatica, quindi li ho attualizzati. Benissimo. Allora, farà una considerando, lezione lei sta parlando praticamente del Settecento, Sì. perché prima non esistevano questi dati. Allora, il ducato è una moneta d'oro del peso di 3,50 grammi. Attualizzando al prezzo di adesso costerebbe intorno ai 300 euro. Però considerando che i 300 euro, visto che prima della scoperta dei grandi giacimenti della California e dell'Australia, bisognerebbe moltiplicarlo almeno per 3 o 4 volte, quindi un ducato valeva 1.000 euro. Quindi quando lei parla di un prezzo a libra, la libra sono 320 grammi, di 50 euro, di un ducato, vuol dire che quella libra, quei 320 grammi, costano 1.000 euro. No, io non ho detto che costava una libra un ducato, non ho detto questo. No, mi pareva di aver sentito. Quindi, No, allora, per esempio ho detto che costavano 50, adesso io non sono brava a fare i conti, mi sono veramente cervellata in questo campo e non vorrei dire cavolate, ma comunque 50 ducati per 100 libbre era nel momento della crisi il costo, però 100 libbre. 100 Quindi libbre. faccia lei le divisioni, io mi arrendo. Allora,
100 libbre sono 30 kg, quindi 50 ducati 100 libbre, sì, 330. Così. sono 30 kg. Quindi in pratica quei 50, quella spesa era molto molto elevata, cioè il caffè che adesso paghiamo 1,50 € poteva costarne... No, ma lei parla di una libra e invece libra. la tazzina aveva un altro La costo. tazzina è circa 5 grammi, 6 grammi, non è di più. Allora, con una libra facevano 70 tazzine. Esatto. Ecco. E il caffè costava 10 soldi. La frazione delle lire, ducato, lira, soldo, costavano 10 soldi. E la cioccolata ne costava 15, le limonate costavano 10 perché venivano da Amalfi, poi c'erano le papine, che mi fanno ridere come nome, no? E noi pensiamo alle sberle, invece erano un budino, che costavano anche quelle 5 soldi, c'era il latte, eccetera, e quindi al consumatore il prezzo arrivava in soldi per tazzina. E i prezzi che dicevo io erano prezzi di grossisti, di importatori. Ci sono dei sistemi diversi per fare questi calcoli. Uno è quello che lei ha detto sul prezzo dell'oro, però di solito quando facciamo questi studi dal punto di vista storico bisogna storicizzare il contesto. Esatto. E quindi di solito si cerca di guardare nello stesso periodo, per esempio, il prezzo di un tozzo di pane, no? Più che l'oro, e quindi di fare un paragone rispetto a un altro bene, però anche se è sempre molto abbastanza difficile, ma non credo che Sì, in storia di solito fanno si così. possa arrivare a un prezzo così perché alto della libra. È di una libra impossibile di caffè. attualizzare matematicamente, dicono tutti, e quindi si ricorre a questo sistema di comparare altre merci quotidiane per fare un po'... Sì, sì. E era 20 ducati all'anno, quindi non si andava oltre i 20.000 euro. Comunque vede allora che proprio il caffè ha portato enormi tesori a Venezia, perché prima di fare quell'appalto degli anni 50 di terraferma, i magistrati si aspettavano 1 milione di ducati l'anno solo per i dazi di ingresso e di uscita, quindi veramente allora tesori pazzeschi, ancora più di quello che uno può pensare. Bene, abbiamo un'altra domanda. Sì, buonasera e intanto complimenti per questa conferenza particolarmente interessante e quindi penso anche il libro. Volevo chiederle a proposito dei caffettieri, di questa congregazione, esisteva anche una scuola minore dei caffettieri? No, che io sappia, ho sempre trovato la corporazione degli acquavitai, dell'acqua vita e basta, che trattava anche il ghiaccio, le bevande refrigeranti le chiamavano, e il caffè e la cioccolata, ma non... So che si riunivano nel refettorio di San Stefano, adesso non mi ricordo più il santo protettore, ma so solo questo. Era sorta nel 1618, aveva un centinaio, nelle prime sedute erano 90 i membri. Ecco. Comunque era censita, diciamo così, dalla Serenissima e quindi anche regolamentata come congregazione. Beh, le corporazioni avevano i loro statuti, le loro maniegole, le loro regole, che sono appunto quelle in questo caso che danno l'accesso alla professione, e quindi c'era tutta la carriera che partiva dal facchino, i vari gradini della carriera, e si pagava per iscriversi, si dovevano fare un certo periodo di anni di pratica, queste cose qui venivano stabilite le regole, perché c'erano anche caffettieri stranieri, noi diciamo stranieri, ma insomma residenti a Venezia. Per esempio c'erano
i grigioni, come li chiamavano, che erano svizzeri, che a un certo punto però nel 1770 sono stati mandati via, ma avevano tantissimi caffè. Gli ebrei, abbiamo visto, erano messi da un'altra parte, e quindi c'erano le regole perché la parte veneziana avesse sempre la maggioranza numerica nelle votazioni. Ecco. Grazie. A lei. Grazie. Buonasera. Io complimenti, comunque l'hanno già detto, bravissima. E avrei due domande. La prima è se il modo in cui si beveva il caffè, cioè ha accennato che era la turca, ma c'erano altre ricette, altri modi da bere? No, perché dobbiamo caffè? pensare che la cogoma del caffè viene inventata dopo, nell'Ottocento. Quindi si usava appunto il pestello per polverizzare il caffè dopo averlo tostato, oppure nelle case il macinino. C'era una produzione di macinini proprio di manifattura che proponevano questi prodotti, e poi appunto si metteva in acqua e si faceva bollire più volte. C'è anche Goldoni, ci dà la ricetta, è sempre molto informato di tutti gli aspetti quotidiani e li mette nelle sue commedie. Dà questa ricetta alla turca, amara. Poi lo zucchero, insomma, veniva aggiunto. C'erano anche delle escamotage per risparmiare e frodare da parte dei caffettieri, per risparmiare, perché per esempio, visto che c'era molta concorrenza, c'erano gli affitti, gli arredi da pagare, la cifra alla corporazione, le luminarie per tenere accese le candele, il taglion per non andare a fare il servizio nelle galee, insomma, perché erano le spese, il dazio del consumo. Allora, per esempio, mettevano dei chicchi di fava polverizzati nel caffè per farlo sembrare, nella polvere di caffè, farlo sembrare più fresco, oppure mescolavano cucchiaine di farina allo zucchero perché costava tanto e cercavano insomma in questa maniera, oppure mettevano i facchini, gli inservienti a fare i caffettieri mentre non si sarebbe potuto perché era contrario alle regole della carriera, no? O la moglie quando il caffettiere aveva da fare faceva lavorare la moglie, cosa che non era proprio prevista, era diffusa solo nel caso di vedove, ma alla fine permesso in questo senso. Grazie. E l'altra domanda è, si sa che in alcuni posti quando il caffè è arrivato è stato proibito alle donne. Venezia, essendo una città, è proibito, magari un po' più... No, è vero, anche la cantata del caffè di Bach, no? È stata composta per andare contro alle informazioni che venivano dette, per cui in Germania, per cui il caffè era controindicato per le donne che non avevano avuto figli o che erano incinta. Poi ci sono un sacco di saggi che dicono, addirittura incolpano il caffè delle morti apparenti, delle morti improvvise. Alcuni, mi ha fatto ridere un medico veneziano che dice era preoccupato che il caffè facesse male a stomaci che abituati sono a bere il caffè e il vino, quindi si facevano sono anche, diciamo, delle bufale, con un termine un po' inflazionato, che venivano messe in giro anche perché il caffè faceva concorrenza, per esempio a Londra alle birrerie, a Venezia ai vinai e ad altri tipi di esercizi. Poi, come tutte le novità, ci sono i pro e i contro, e ci marciavano, insomma, su questo. Direi questo. Ultimissima domanda, approfittiamo della pazienza della Sandra. Grazie. Io volevo chiedere se arrivati al giorno d'oggi o al passato relativamente prossimo ancora aziende che facciano importazione del caffè, cioè non dico i caffè, ma lato importazione, ecco cosa è arrivato ad ora.
volevi avere notizie su chi importa il caffè? Mamma mia, un mondo No, se qualcosa è rimasto di tutto questo, ecco. Beh, diciamo che dopo la capitale Venezia del caffè tutto si è trasferito a Trieste. Diciamo che forse adesso Trieste e Napoli potrebbero essere le capitali dell'importazione del caffè. Ecco, lì a Trieste si condensano tante ditte grandi come appunto quella di Poliac che importa il caffè crudo, c'è Illy, adesso non mi vengono in mente altri nomi, ma ce ne sono parecchi concentrati specie nella zona del porto appunto per avere... Il caffè lo chiamano oro nero, è uno dei prodotti più commerciati al mondo, quindi certamente ci sono dei traffici pazzeschi ancora adesso per il mondo. Diciamo che il Brasile è il primo produttore adesso di arabica, che è stata trapiantata per sperimentazione ai tempi appunto delle prime colonie. E quindi sì, c'è un grandissimo traffico. Di più io mi sono fermata alla caduta della Repubblica, poi ho seguito un po' così, non sono proprio informata tanto sulla situazione attuale. Grazie Sandra, ancora Grazie complimenti. a voi, grazie tante. E buonasera a voi tutti e ci vediamo alle prossime conferenze che sono segnate nel nostro programma. Arrivederci, buonasera a tutti. Grazie, buona serata. Grazie.